Salve amici della rubrica Occhio all'Artista dal vostro amico Giuseppe Nappa. Siamo qui oggi al Vomero presso l'associazione Arcum che festeggia i suoi 10 anni di attività e festeggiamo anche il compleanno del nostro amico avvocato Luigi Guarino. Tutto qui in questa grande associazione. Amici di Occhio all'Artista, dopo la pausa natalizia state con noi e guardatevi le nostre interviste. Show napoletano, Occhio all'Artista, Serie A. E abbiamo uno dei più grandi padroni di casa qua, direttore della trattoria Vanvitelli. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi, buongiorno per un doppio auguro per l'avvocato Guarino, spero che sono stati bene e hanno mangiato bene. Avvocato, come avete mangiato? Sicuramente non è la prima volta che siamo venuti ed è una trattoria sperimentata ed invito tanti a venirci perché veramente si sta bene ed è accogliente. Diretto, dove si trova questa trattoria? Allora, noi ci troviamo a Piazza Vanvitelli 9C, nel cuore del Vomero, la piazza principale del Vomero. Diciamo a tutti i nostri clienti di venirci a trovare, anche per i nuovi clienti ovviamente. È nostro piacere accogliervi in tanti. Vi aspettiamo. Grazie mille per la disponibilità e l'accoglienza e facciamo ancora tanti auguri al nostro avvocato Guarino. Ci ritroviamo oggi qui tutti riuniti, amici, parenti, siamo qui in onore dell'avvocato Luigi Guarino, questo giorno memorabile del suo compleanno e siamo qui felicemente, ci troviamo a tavola dove si gioisce e ci si parla un po' delle cose, insomma è un momento piacevole. Oggi è anche l'anniversario, il 10° anniversario dell'associazione culturale Arcum che appunto mio padre, l'avvocato Guarino, ha creato questa bella iniziativa seguita da tutti gli associati che fa cultura e spettacolo da tempo e che è una bellissima occasione di aggregazione e soprattutto di portare la cultura napoletana avanti nel tempo con una testimonianza molto importante che speriamo che vada avanti per tantissimo tempo perché c'è bisogno di cultura e di far vivere le tradizioni napoletane. Tanti auguri all'associazione e a mio padre Luigi. Tanti auguri, doppi auguri per l'avvocato Luigi Guarino, ma non solo, anche per la vostra associazione. Tanti auguri avvocato, c'è una bellissima torta. Avvocato, i vostri anni, non diciamo quanti, però veramente sono anni di esperienza, anni di vita, anni di matrimonio, di pazienza, di passione, di amore, di spettacolo, di cultura e di arte. Bene, grazie innanzitutto a tutti perché da soli non si va a nessuna parte e quindi insieme a voi siete la mia forza e mi auguro che lo siete sempre e mi state a seguire perché fino ad oggi abbiamo veramente ottenuto tantissimi successi. Siamo al 10° anno della nostra associazione e nello stesso tempo abbiamo fatto tantissime cose di testimonianza, ma incominceremo anche a portare all'esterno i nostri progetti e i nostri programmi che hanno una dinamica molto importante e poi man mano anche attraverso la istituzione del nuovo portale che sono il fondatore e il presidente insieme a moltissimi amici che sono cofondatori insieme a me porteremo avanti anche questo progetto di internazionalizzazione della musica napoletana e anche dei nostri salotti e dei nostri centri studi per le varie attività inerenti alla cultura, all'arte, alla poesia, alla musica e specialmente alla nostra napoletanità. La signora dice, a parte una bellissima cantante della nostra canzone, dei vostri incontri lei canta sempre, è bravissima, però 10 anni sono 10 anni belli, ma anche 10 anni ovviamente di organizzazione, di cose. Signore, però è sempre bello, è vero, organizzare queste cose anche per la città di Napoli, per l'Unione, per la comunità. Sì, mi auguro che gli anni a venire saranno ancora più belli, più soddisfacenti e che tutti quanti ci seguono con amore. Siamo nell'associazione Arcum dell'avvocato Luigi Guarino per questa grande festa, vi potete far sentire? Fate un applauso, facciamo... Voglio dire, è una festa, voi siete anche una pittrice, diceva l'avvocato, un'abile poetessa. Insomma, chi più ne ha più ne mette. Un suo particolare augurio per l'avvocato e ci parla un po' della sua arte. Grazie. E dunque mi fa piacere stasera partecipare a questo evento, a questo momento di aggregazione e soprattutto questa festa per l'avvocato Luigi Guarino che stimo profondamente perché è proprio
un divulgatore di cultura, un aggregatore di persone che vogliono far rinascere Napoli, che hanno un'intellettualità e un percorso, diciamo, sempre con profondi riferimenti culturali. E quindi io sono completamente d'accordo il suo fare, il suo diramare, cercare di metterci insieme, anche se diversi, anche se con diverse attività, chi studia di politica, chi studia di letteratura, chi fa arte, insomma, e lui è una rete che vorrebbe, diciamo, unirci tutti quanti. Io poi mi chiamo Ragni e ho questa fissazione delle reti di collegamento e le vedo anche nell'avvocato, in questi centri culturali che appunto diffondono cultura e vogliono trasmettere amicizia. E diciamo che io dipingo un po' di tutto. La mia attività principale, dove dicono che riesco meglio, è la ceramica, quindi la modello, poi la cuocio, poi la smalto, poi la ridipingo e la ricuocio. Però mi piace anche fare grafiche, fare mosaici, scrivere a volte poesie, raccontini, insomma. Mi piace scrivere a volte articoli anche di cultura, fare qualche critica d'arte per qualche mostra di amici. Insomma, non ho fatto studi d'arte perché mia madre diceva che era il brutto ambiente, però ho fatto il liceo classico e quindi mi piace anche scrivere, forse ci riesco abbastanza bene. Una poesia che non ho con me e che non ricordo diceva più o meno così: che i panni erano tanti e lisi, il bucato bucato, le mollette finite, e io appendevo le mie speranze e le mie illusioni come in un bucato sospese alla rinfusa. Gli amici facevano da appigli, mi comprendevano con affetto, stavano al mio gioco, un gioco di società, amabile ricerca, dolcezza suprema. Ed io qui ora, lieta e vicina, mi ritrovo insieme di speranza piena. Eccoci qua, nell'associazione Arcum diretta da Luigi Guarino, che oggi compie 10 anni, il libro presentazione della collana del professore Roberto della Ragione. Professore, buongiorno, l'amore non può aspettare. Sì, allora grazie a te Giuseppe Nappa, sempre un grande professionista, grazie alla trasmissione Occhio dell'Artista, grazie all'avvocato Luigi Guarino e alla sua splendida associazione del Vomero, quindi tantissimi momenti di socialità, di cultura, di arte e di partecipazione. Questo è il terzo libro della trilogia L'amore non può aspettare, un libro contro la violenza sulle donne, contro lo stalking e contro ogni forma di violenza. Siamo partiti 3 anni fa con L'amore prima di tutto, il libro che parlava della storia d'amore di 2 precari sul diritto negato al lavoro. L'anno scorso è uscito Oltre l'amore sul diritto negato alla salute e quest'anno chiudiamo la trilogia dei romanzi d'amore con L'amore non può aspettare sul diritto negato alla giustizia e contro il femminicidio. Io credo che il femminicidio oggi sia un vero e proprio crimine sociale, soprattutto in Italia, visto che i morti di femminicidio, le donne che muoiono di femminicidio sono superiori ai morti di mafia e camorra messi insieme. Quindi ripartiamo dalla scuola, ripartiamo dall'educazione al rispetto, alla legalità, ai sentimenti e all'affettività. Quindi scuola e famiglia quali principali agenzie educativi e diamo più spazio finalmente alla cultura. L'Italia purtroppo è l'ultimo paese europeo in termini di vendita di libri, è l'ultimo paese europeo che investe sulla cultura solo l'1% del PIL. Siamo i primi solo per corruzione nella pubblica amministrazione. Questo non è accettabile, soprattutto a Napoli, soprattutto nel nostro sud, soprattutto qui che abbiamo 3.200 musei, 2.100 parchi archeologici e 43 siti UNESCO, quindi valorizziamo la napoletanità, la storia, le tradizioni, la cultura, viva l'amore, viva Napoli, viva la cultura. Non tagliare le radici, non fidarti degli amici. La cattiveria ognor prevale, l'essere umano è un animale, solo pochi sono letti e giusti. Non fidarti per quei pochi, non fidarti più del sole. Se hai freddo, accendi un fuoco per riscaldarti al suo calore. Non odiare, tratta tutti con amore. Ci guadagnerà per sempre il cuore.
La contesa non costruisce, distrugge. Dalle coppie in amore dovrai fuggire, perché è un lento e continuo divenire. Non tagliare le radici, non fidarti degli amici. Tieni sempre in caldo il cuore. Ti ripagherà con tanto amore. La notte porta consiglio. Non fa nascere più figli. È cambiato il tempo e le condizioni. Siamo entrati in altre dimensioni. Luigi De Maria. Chi tiene una mamma fino a tarda età è una persona ricca, fortunata, ma forse non lo sa che questa ricchezza è proprio mamma sua, perché una mamma per un figlio facesse chissà che. E se pure tu l'hai dormiendo e pena, è sempre pronto a te capire e a te perdonare. E se sta picchiarella ti dà qualche problema, non importa, capisci? Non ti sfastidiare e non la maltrattare. Pensa solo che prova ancora la gioia di dicere mamma. Sapessi com'è brutto quando non lo può fare più. Credimi, ci ha già passato prima di te. La mamma è quella che ti ha dato la vita, eppure quella che ha fatto per sfortuna sua non te l'ha potuto dare. Ma ti ha pigliata e ti ha cresciuta piccina. Se l'ha luata a bocca per te dare, per te far studiare. E per essere in coppa terra non ci sta nessuno meglio di te, meglio i figli suoi. E tu stesso li vuole bene e li ha rispettati. La mamma rinda a casa è come una maronna rinda a chiesa. Prega e prega solo per i figli suoi. E se poi stai malata, se piccirillo o grosso, ti trovi sempre attorno, pronto a te coccolare, a te consolare. E con meno raggio sole, rinda una giornata vierna fredda, scura, ti fa luce, ti scarfa, ti consola e ti leva tutte le pene rindo cuore. Grazie. Napoli, come si bella! Napoli, così bella, non t'ho già vista mai. Napoli, come si bella stasera! Forse sarà un profumo romare, forse sarà un profumo resciura, forse sta luna che appitta d'argento sto mare incantato. O son che stella che come l'ucella s'affacciano alla finestra e sto cielo. Napoli, come si bella stasera, con questi scuogli profumati di mare, innamorate che sospirano e svasano. Onne, che leggera trasano e ghiescano, cantando sta nenia d'amore. Napoli, come si bella stasera, pare una regina, mia somara, e i lampioni di Marcellina ti fanno una corona di luce. Napoli, come si bella stasera, pare una nobile donna vestita di storia, con sti palazzi in un regno antico. Napoli, così bella, non t'ho già vista mai. Dici in cielo sta compagna vostra, hai potuto sogni e fantasia, che pensa sempre che tutta vita mia io non so volesse dicere, ma non ci sa dire. A voglia bene assai, dici dal cielo, dai non mi scorda mai, e la passione più forte è una catena che mi tormenta l'anima e non mi fa una lacrima lucente è caduta, decidimi un po' a chi pensare, sto geloso, qui solo mi guardate.